Adesso parliamo un fiantin dei finestreri, i lavoratori di Astre, davvero brava gente che qui doparava i famosi rui, che non era altro che un ciondo colorato, ora veniva importato a Muran ed era veramente un'opera d'arte. E si costruiva i binari di piombo per lavorare le finestre o quello che poteva essere un'anta di qualche armadio, di qualche libreria, di qualche mobile che veniva a lavorare o con i rui tondi o con le creme, diciamo. Chi che praticava disegni allegorici, come qualche dama, qualche guerriero, qualche regnante, allora qualche imperatore, c'era veramente degli artisti, proprio artigiani, così, artigian, arte, che solo qua a Venezia si può trovare ancora qualcosa, non tanto come una volta, tanto se è vero che mica ne conosco abbastanza, sia a San Giacomo, sia a San Polo, dove che mi lavoravo e che avevo officina, eccetera. Fra i quali c'erano anche parenti, c'erano cugini. E posso dire anche i cognomi. Farinati si chiamava. E ora che c'era Baldi, che aveva due fiori. Uno è mia età, uno più vecchio. Il più vecchio era insegnante di ginnastica, ma capace che aveva di lavorare. E piccolo invece era come papà. E lavorava, suo papà era di quei socialisti vecchi, che doparava il sabò nero e dopo col 1° maggio il garofo si metteva sulle pistagna della giacchetta perché c'era festa del lavoro allora, e dopo che c'era un altro Farinati, cugino di questo, che si chiamava Barnaba e che aveva bottega in Caie di Saoneri. Ma è la bravura di quell'uomo, io ricorderò, capito, resta impressa, perché io faceva, oltre che le vetrate e finestre, faceva i farai, i famosi farai veneziani, quei a bombè, quei a farai triangolari, quei proprio monumentali, diremo, che andava sugli androni di Paerci. E questo c'era questo Barnaba, che inoltre era anche un ottimo suonatore di chitarra. E durante la pausa, diremo così, il pranzo che adesso si usa, io dentro nel suo laboratorio suonava la chitarra. E suonava la chitarra e contava più che altro fatarei, cioè robe veramente esistie. Mi ricordo tante canzoni che cantava in veneziano, molto bravo e una cara persona.